arrivati un poco scioccati a questa live oggi. Oh, più che stanchi. Ma sei partito già? Sì. Ah, perfetto. Ok. Eccoci qua, scritto qua, bla bla bla, la la la. La nero la la la. Ah, Bene. Guarda, io qua siamo partiti, motore partito. C'è azione. Perché ancora ti dicevo il fatto su Instagram, giusto? Sì. Secondo me domani, che fino ad oggi E probabilmente. allora sì, fino al 5 domani riparto. Che due palle, madonna. Dopo Jonas. Sì. Vorrei tornare sul mio profilo. No, devi fare... Sì. Esattamente, perfetto. Va bene, partiamo perché se aspettiamo è inutile. Faremo in corso d'opera. Bene. Ci siamo. No, ma che fare posto azzurro e bianco. Non abbiamo visto la roba del Napoli, però teniamo le maglie azzurre e bianco. Fa sempre ridere quando partiamo così a cazzo di cane. E si vede in carta. No? Vai. Già me scusate. 1, 2, 3, vai. Io mi sono dimenticato come... ok. Bentornati in questa nuova puntata di Calcio Espresso, bentornati al caffè del lunedì, in cui parleremo naturalmente del post Napoli-Lecce, in questo canale in cui si beve calcio. E si vive Napoli, e ce l'ero scordato quasi. Bene, ci eravamo quasi dimenticati, insomma, di parlare, cioè di mandare lo slogan davanti. Comunque è un lunedì abbastanza particolare perché... Siamo arrivati all'1 del pomeriggio quasi e siamo già... Siamo praticamente a pranzo, siamo stanchi, veniamo da un weekend che è stato comunque duro, perché io dico che è stato molto duro considerando anche la partita del Napoli. Io penso che sia a fine anno... No, io ho già contattato il cardiologo. Io penso che contattato, ho detto pigliatemelo un posto perché il 18 e il 25 io credo che mi ricovero in cardiologia. No ragazzi, cioè veramente è assurdo perché siamo abituati a soffrire, posso dire in generale, noi napoletani, ma non così tanto. No, questo campionato ce lo ricorderemo per tanti anni. No, cioè... Allora, i giorni che capello bianco mi sa che questo campionato sono moltiplicati per 3 per 4. No, ma assolutamente, cioè, aspettate. Ok, assolutamente, diciamo sta diventando uno scristo sotto certi punti di vista, però diciamo che in realtà, gli occhiali, in realtà diciamolo che non siamo abituati a questa tipologia di campionato, a lottare per un determinato obiettivo in questo modo, perché almeno nella storia recente per quanto riguarda noi, che non abbiamo potuto vivere dal 93 a oggi, non abbiamo potuto vivere anno di purtroppo nascita, Maradona, non ne abbiamo mai visto. 92, 93 a oggi non ne abbiamo mai visto. Comunque è la prima volta che non la prima volta in realtà, che ci troviamo a combattere per un obiettivo così grande. C'è stato anche quello con Sarri, però sapeva, cioè già prima si era saputo che non riuscivamo a fare nulla. Va bene che si era saputo che... No, nel senso che eravamo arrivati comunque alla partita con la Fiorentina, dove quando perdi con la Fiorentina già sai che non riesci più a fare nulla, quindi molli. E poi è diverso da essere seguitrice da essere inseguitrice a chi sta davanti. La pressione è diversa, anche se comunque le statistiche le abbiamo viste tutte ormai e stiamo parlando di un Napoli che comunque è stato in testa alla classifica per 17 volte, per 17 giornate, molto più di tutti gli altri, in realtà quasi il doppio della stessa Inter, che è stata per 9 volte, per 9 giornate in testa alla classifica. Quindi comunque, come diceva Conte, va bene, la pressione è diversa, va bene, è più difficile, va bene tutto, però dovremmo esserci praticamente un po' ormai abituati a quella pressione. Cosa che un po' si è visto comunque nella partita di Lecce, perché non so tu che ne pensi. Siamo partiti forte e l'avvio del Napoli è stato abbastanza dirompente, molto aggressivo. Che è successo? La connessione. Si è ristabilita, allora è fatto esatto, hai capito? E ti faccio, diciamo, una domanda da complottista, no? Non so se tu hai visto la partita. Del Napoli, sì. È una domanda retorica. Il primo tempo sì, il secondo tempo in macchina. Va bene, comunque l'hai vista la partita, soprattutto il primo tempo. Ma posso capire perché ora ero fuori gioco e shoot dopo 45 minuti?
Vabbè, dovevano recuperare le immagini, ricostruire la linea, allora, fare le geometrie, fare l'algoritmo, il teorema di Pitagora, le funzioni, tangente, seno, coseno, e poi ti però possiamo dire che è stata abbastanza singolare come cosa, ma questo non sto dicendo, figurate che era fuori gioco, questi cazzi non è che hanno chissà che cosa fatto, non mi sto permettendo di dire nulla, era più per fare la battuta, però è stata una cosa abbastanza singolare perché c'è stato il gol, sembrava tutto regolare, revisione al VAR abbastanza lunga, fuori gioco, diciamo, dichiarato al VAR, poi per penso 3, 4, 5 minuti non è uscito nulla, è sembrato strano perché solitamente le immagini escono subito. Quando c'è un fuorigioco, cioè quando c'è un gol e lo annullano per un fuorigioco dopo un check, è oggettiva la cosa, quindi io dico ok, perfetto, fa niente, pure se escono le immagini dopo 5-10 minuti, essendo oggettivo non puoi interpretare la situazione. Io mi baso molto di più, mi viene più sospetto, tra virgolette sospetto, perché quando non ci sono dei replay repentini dopo una chiamata al VAR o comunque un fallo chiamato, un fuorigioco chiamato che prima di un gol segnato, quando è fuorigioco, fuorigioco è fuorigioco, niente ci puoi fare, però assolutamente. A volte le fanno uscire subito le immagini, altre volte c'è dietro il lavoro dei geometri. Assolutamente, diciamo che è stata abbastanza singolare, ma ripeto, era giusto più per fare per provocare, non per altro. Più che altro, io mi pongo l'attenzione sulla protesta che hanno fatto i tifosi del Lecce. Hanno fatto benissimo. Allora, benissimo. Hanno sbagliato con i fumogeni. Esatto. Inizialmente, però, il fischio all'inno della Serie A, i fischi all'entrata, il fischio all'inno della Serie A mi sembrava il minimo. Proprio il minimo hanno fatto ragazzi. Tutto alla perfezione, tranne i fumogeni che non c'entravano. Allora, il lancio di oggetti in campo è sempre quello sbagliato. Non c'entrava assolutamente nulla. Poi per il resto avevano fatto, era giustissima la loro protesta, ma non con i fumogeni. Hanno assolutamente ragione, perché ripetiamo e siamo qui ormai a quasi più di una settimana e mezzo dall'accaduto. Sì. È stato assurdo il trattamento che comunque lo stesso che Lecce ha ricevuto. Punto, basta. Si parla sempre del filotto 2 pesi 2 misure. Ma assolutamente, è sempre 2 pesi e 2 misure ed effettivamente è stato così perché ripetiamo per l'ennesima volta che la partita contro l'Atalanta si poteva tranquillamente rimandare, martedì, non sarebbe mercoledì, anche nulla. Giovedì, sti cazzi. Non sarebbe successo nulla. Si parla di regolarità del campionato, ma onestamente si parla di regolarità del campionato solo a cazzi loro. No, ma poi ne vale proprio del rispetto della persona, della famiglia e dei valori della vita. Sono assolutamente d'accordo. Io volevo aggiungere la questione della regolarità del campionato, no? Perché io dico si parla di regolarità del campionato a cazzi loro e non perché diciamo per altri motivi. Perché se vogliamo parlare di regolarità del campionato, determinate partite arrivate a fine dell'anno e dovete far giocare tutti quanti allo stesso orario, in contemporanea. Quindi che cazzo vogliamo fare di regolarità se una gioca prima, una gioca dopo, uno gioca il giorno prima, uno gioca il giorno dopo? Poi ma che la terz'ultima di campionato, per esempio, con uno scontro diretto per la Champions, soprattutto a noi, ok, 3 punti di distanza, ma la Champions sono 63, 63, 63, 62. Ad oggi, per me, dovrebbero giocare tutte le partite dello stesso giorno. C'è Lazio-Juve e Atalanta-Roma, cioè sono 2 scontri diretti che ti dicono perfetto, tu vai in Champions, tu non vai in Champions. E c'è anche è un out. La Fiorentina, il Bologna deve giocare la Fiorentina. Il Bologna forse gioca con la Fiorentina. C'è Bologna-Milan. C'è Bologna-Milan. Assolutamente. C'è Milan-Bologna. Se non sbaglio. Milan-Bologna, la prima proprio. Milan-Bologna. E gioca di venerdì. Ci sono 3 scontri diretti. E gioca di venerdì. Poi regolarità del campionato del cazzo. Ma che vogliamo parlare? Perciò dico, e questo lo dico dicendo a discapito, tra virgolette, anche del Napoli, per così dire, che per me è assurdo che le prime 2 della classe che si stanno giocando comunque uno scudetto all'ultimo sangue, per così dire, giochino una prima e una dopo. E questo lo dico sia per le giornate precedenti, sia per la giornata che è appena passata, che il Napoli ha giocato prima, sia per la prossima giornata che il Napoli giocherà dopo. Ma infatti da adesso in poi dovrebbero giocare tutti. L'Inter anticipa al sabato perché giocherà la Champions, il Napoli giocherà il sabato come con l'Inter, lo stesso orario. Si dovrebbe fare perché così. A Napoli non cambia nulla. Si dovrebbe fare così, esattamente. Però ci sono i diritti TV in mezzo e quindi poi parlano di regolarità del campionato. Perciò sto dicendo c'era una regolarità relativa comunque sempre quando vogliono loro. Quindi protesta di Lecce comunque giustissima, approccio della partita. Allora è stata una partita difficile, è stata una partita
come dire, una partita brutta, perché sono pronto a la dire metto di pari passo a quella là contro la Monza. Ma assolutamente. Forse il primo tempo abbiamo giocato meglio rispetto alla partita con Monza. Sì, meglio, ma un filino meglio l'abbiamo fatta, anche perché i primi 20 minuti abbiamo cercato di vincere, cioè comunque di portarci avanti e di segnare. Ma infatti posso dire che fortunatamente abbiamo segnato, perché secondo me non avessimo segnato la prima mezz'ora sarebbe stata difficile. Ma allora, questa qua l'ho sempre detto, anche le scorse settimane, la partita con Lecce a Lecce, soprattutto dopo quello che è successo, era la più complicata. Non tanto per i valori in campo, perché comunque la differenza tecnica c'è sta, ma loro sono portati proprio per un discorso emotivo a fare quella prestazione. Cioè hanno giocato, il Lecce ha giocato col sangue agli occhi, perché una era quasi l'ultima spiaggia, e due per dare anche un messaggio in casa loro di quello che era successo per la partita con l'Atalanta. Sì, poi anche per onorare la memoria del fisioterapista, del ragazzo che è morto. Toccante il cerchio che hanno fatto. È stato molto bello, mi ha fatto veramente molto piacere anche i giocatori del Napoli chiaramente si siano uniti a quella situazione proprio vicino alla panchina, perché in realtà quelli sono poi i momenti che fanno la differenza sotto determinati aspetti. Quindi è stata una cosa molto bella. Tornando alla partita, io sono convinto che l'abbiamo vinta perché abbiamo segnato nella prima mezz'ora. Poi è stata una partita in realtà totalmente di nervi tutta la partita, cioè in realtà non è stata una partita di calcio sotto questo punto di vista. Molto agonismo, si è giocato poco, molto nervosismo, molto stress in campo, per tanti motivi. Il braccino che diceva Conte è ritornato, ma perché comunque infatti lo stesso Conte, parlando della difficoltà della partita, lo stesso Conte ha detto: io era la partita che temevo di più perché per l'ambiente, per le varie situazioni, la squadra si deve salvare, le stesse cose che abbiamo detto noi. Ed effettivamente è stato così, perché poi tu arrivi, già sai che l'ambiente è particolare per quello che è successo, poi arrivi protesta di praticamente oltre 5 minuti, in cui si è fermato il gioco, in cui ti devi fermare. Guarda che quella è stata tosta, perché noi avevamo iniziato forte. Tu spezzi il ritmo che era al settimo, ottavo, non mi ricordo, ottavo minuto, nono minuto, lo spezzi il ritmo, devi ricominciare nuovamente da capo, rientrare nel ritmo partita. C'è stata quella punizione dove Scott ha fatto la furbata, qualcosa di un'intelligenza assurda. La furbata del fenomeno. E poi c'è anche Raspadori che la deve mettere, ma Scott è Scott. È stato un bel gioco di squadra fra tutti e due, posso dirlo, perché onestamente... allora, Raspa per me, continuo a dire, a parte Raspadori, infatti ho scritto nel titolo santificate Raspadori. È il fattore scudetto. Allora, perché Raspadori è uno di quei giocatori che tu devi avere, perché sono giocatori di qualità, che puoi far giocare in diverse posizioni, che ti rendono anche a partita in corso, che si mettono là e ti fanno la differenza, perché dite il cazzo che volete, ma Raspadori è uno di quei giocatori che ti fa la differenza a fine anno. Punto. Perché? Ha il piede, il discorso è che lui ha il piede per tirare quella posizione. Assolutamente. Okay. Poi c'è stata la furbata che secondo me è stata decisa al momento, perché non l'avevano provata questa settimana, a detta di Raspadori, l'avevano provata nelle settimane successive, settimane precedenti, ma non per questa partita. Però lì c'è stata la furbata perché Scott magari... Cioè, si sono ricordati, si sono parlati e l'hanno utilizzato. E perché dico la furbata di Scott? Perché in realtà probabilmente a lui è venuto in mente pochi secondi prima della battuta, perché lui gli ha detto qualcosa nell'orecchio. Anche perché loro, secondo me, dovevano fare una finta o qualcosa, stanno tutti e due sul pallone. Lui poi si è staccato e andò direttamente là. Per chiudere, diciamo, la visione di gioco, diciamo, del pallone al portiere, che infatti Falcone, dopo aver preso il gol, ha detto non l'ho visto. Perché quel centesimo di secondo ha fatto la differenza, ragazzi. I dettagli sono quelli che fanno sempre la differenza. Quindi sì, partita comunque di nervi, partita che infatti si è totalmente sporcata nel secondo tempo, totalmente. Infatti la mia paura era quella. Secondo me ha influito anche l'infortunio di Lobotka. Un pochino sì, però in realtà già stava andando, Andrea. Vabbè, diciamo che abbiamo tremato già nel primo tempo con la traversa di Gaspar. Quel Mani che chi non vuole dirlo lo dica, ma siete disonesti mentalmente, proprio disonesti. Non c'è Mani. No, ma assolutamente, ragazzi. Assolutamente. Ma a parte che potrebbe esserci anche stato, ok, io lo metto il condizionale perché poi le immagini non sono mai totalmente chiare, però è stato comunque rimbalzato sul petto, quindi comunque non è rigore. No, perché girano i fotogrammi con il pallone sul braccio. No, è qua.
Ma poi dobbiamo metterci a ricacciare tutti gli episodi da una parte e dall'altra. Dai, penso che anche perché se proprio vogliamo parlare ci sta il rigore contro su Raspadori. Per me quello è il rigore. Bravo, procurato. Hai cacciato una cosa esagerata. Allora, io che la cosa non l'ho capito. Ok, non l'ho anche capito. Perché sentivo l'interpretazione del San Marelli di DAZN che diceva no, perché la palla già è fuori. Non è vero, non è riuscita quando Salazar operato. E danno procurato, cioè tu entri a manetta, come un carro armato. Secondo me quello è il rigore tutta la vita. È il rigore tutta la vita. Io non capisco perché non è stato dato. Secondo me sempre perché si arriva sempre a una valutazione sempre soggettiva per quanto riguarda gli arbitri, che posso capirlo, va bene, però onestamente non pare esagerato, cioè là Raspadori veramente gli si sono state tranciate le gambe. Nel primo tempo tu gli dai il rigore con i secoli in mano, non si va da nessuna parte, però vai 2-0, la partita la vai tranquilla. E soprattutto salvaguardia il nostro cuore, ecco, perché c'è, ragazzi... Secondo me sì, ci sarà una bella tasso si alzerà il tasso di ricoveri in cardiologia. Probabilmente se continuiamo così sì. Ripeto, però allora il discorso poi, per esempio, io ho visto la partita come faccio sempre solitamente con mio padre e mio zio, e chiaramente ci sono stati un po' di discussioni, per così dire, ma non si può fare sempre questo, non si può giocare sempre partita così, che poi sempre esagerato, non è sempre, però per dire, perché la sofferenza, cose, rischiamo, bla 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 bla. Però ti posso dire che abbiamo rischiato poco. Abbiamo rischiato relativamente poco, prima cosa. È più un rischio nostro di cuore. Esatto, però... più un'ansia che abbiamo noi, perché siamo stati abituati al fatto che le cose vanno male a un certo punto. Esattamente. Non siamo abituati al fatto che in realtà poi possono andare anche bene. Però quello che poi dicevo io a loro e che continuo a sostenere il discorso qual è, anche perché c'è anche stata la questione, come al solito, dei cambi, che in realtà anche io continuo a dire, ma perché arrivare all'85esimo? Perché? Cioè io una cosa che non capisco. Però il discorso qual è? È che poi finisce la partita, lui vince, per me ha ragione. Punto. Cioè, capito? Però ti posso dire anche... il discorso ha sempre ragione se vince. Sì, no, ma che hai ragione, però si è vista un po' di marcia in più e di freschezza in più quando entrano Simeone e Ngonga al posto di Lukaku e Politano. Prima... Cioè, quello dico, ma io non sto parlando di fa al 60esimo, ma all'80esimo. Ma perché probabilmente ed è l'unica spiegazione plausibile, secondo me, è che lui non si fida al 100% dei giocatori che è rosa. Non lo so, oppure pensa, non lo so, o crede di non dover intaccare determinati equilibri troppo presto, non lo so. Cioè... Allora, se Gong entra come è entrato anche contro il Lecce, a me non è piaciuto, perché fai fintarelle, gira volte. Simeone è diverso, perché Simeone ha quella tipologia di gioco lì, tenere palla, far salire la squadra, quindi perfetto. Io per esempio Simeone, se io vedo che la squadra non sale, il baricentro si abbassa un po' troppo, io Simeone lo metterei subito per far salire la squadra, perché è uno che ti dà più velocità rispetto a Lukaku. In realtà ti dà anche molto più profondità. Appunto, perché un po' più corsa ce l'ha, quindi una pallata avanti, Simeone arriva a prenderla. Lukaku un po' meno. Ormai oggi, un po' meno. Anni fa sarebbe stato diverso. Quindi Gong lo posso anche capire l'85esimo, perché Politano ti dà altro rispetto a Gong. Ma Simeone, 75esimo, vedi che ti stai abbassando, mettilo. Cioè, le critiche che io faccio alla gestione partita non sono per braccino, non braccino, baricentro basso, il fatto di tenere palla, gestione e quant'altro. È per i cambi che potrebbero essere anticipati, ma cambi specifici, tipo quello di Simeone. Gong, sono d'accordo. Gong pure l'ultimo minuto, se deve dare quello che come ha dato pure contro il Lecce. Assolutamente. Ripeto, però sono comunque critiche che continuiamo un pochino a portare, nonostante io ripeto, a me una volta che è personale, però una volta che la partita finisce e i 3 punti sono arrivati, per me ma arriviamo anche a un altro discorso. Noi parliamo della prestazione fatta, diciamo, non è la migliore prestazione del Napoli, non è in questo momento qua del campionato, sti cazzi la prestazione. Ormai non serve più la prestazione, ragazzi, ma in realtà la prestazione qua devi portare il bottino pieno a casa. Allora, il discorso che si faceva, guarda che è un parallelismo che in realtà non esiste, no? Però ti faccio il discorso di Allegri alla Juventus. Ok, allora Allegri alla Juventus ha sempre avuto un gioco tra virgolette di merda. Ok, mettiamola così. Qual è stato il problema? Il problema è che finché porti il risultato, tutto a posto. Il problema del gioco chiaramente
arriva quando i risultati non arrivano più. Quindi quando smetti di vincere, che dici, Juan pure è merda, perché il discorso è molto semplice, se vinci tutto a posto, se non vinci quantomeno ti puoi divertire, quindi se giochi di merda e perdi pure, lo sto problema, chiaramente. E perciò il discorso è molto, perciò stavo dicendo, Conte per il momento i risultati li sta portando a casa, se qualche partita si gioca peggio o non si gioca benissimo, sti grandissimi cazzi, soprattutto arrivati a questo momento che mancano 3 passi a quello che comunque è un miracolo, nonostante molti stanno cominciando a dire ma quale miracolo? È comunque un piccolo miracolo. Più che miracolo dico capolavoro. Un piccolo capolavoro. Piccolo capolavoro. Perché capo è lavoro. Capo perché Conte è a capo di questa... No, ora non sto scherzando, perché Conte è a capo di questa marcia trionfale che all'inizio solo un passo diceva vabbè, lasciate che te, poi togliendoci pure Kvaratskhelia, mettici pure tutti gli infortuni che abbiamo avuto, eccetera, un passo avrebbe predetto i 3 punti in più sull'Inter e quindi che ti giochi il campionato a fine. Io avevo predetto tranquillamente che saremmo tornati in Champions. Quello sicuro, anche io. Lottare per lo scudetto. Lavoro, perché che cosa sempre ha detto Antonio Conte all'inizio? Ma fatica. Stiamo faticando. Calma e pedalare. Capo, lavoro. Quindi questa cosa ci tenevo a fare questo passaggio perché adesso stanno uscendo tutte le interviste, comunque tutti i commentatori, ormai ragazzi veramente sia che siano di fede napoletano o no, ormai non si può ascoltare più nessuno veramente, dicono una marea di puttanate. Infatti mi metto per orecchio, non voglio sentire niente. No, ma dicono, ma questo per me ormai da anni dicono una marea di cagate, non sono oggettivi, parlano solo per cercare di beccare visualizzazioni, like, quindi per guadagnare, quindi ovviamente onestamente, ma chi cazzo essendo più a chi quattro scemo tutto quando la parlano? E questo è il motivo per cui diciamo preferiamo parlarne noi, perché per quanto siamo tifosi cerchiamo di farlo in maniera un po' obiettiva e oggettiva, il più obiettivo possibile. Ma assolutamente, perché sai, no, ma non è un capolavoro, vabbè, ma quelli che hanno speso 300 milioni, che poi non è vero, chiaramente sono stati intorno ai 150 spesi forse dal Napoli. 150 però hai perso 2 giocatori, cioè questa cosa qua non si pensa mai. Comunque hai speso 150, ma Osimhen le persa e Kvara a gennaio se n'è andato. Ci sono stati una serie di infortuni, ragazzi, a gennaio io non ho mai visto la squadra del Napoli al completo. No. Mai. Da gennaio sono caduti vari giocatori, è caduto Buongiorno, si è fatta male, poi si è fatta male Juan Jesus che stava sostituendo bene Buongiorno, Neres lo diceva anche Conte, passa tutto in sordina, ma noi stiamo giocando con Oliveira centrale, ok? Oliveira centrale. E secondo me non è tanto per una bocciatura a Marin, ma perché lui l'ha detto anche in conferenza, che adesso nelle ultime 3 partite, 4 partite, servono giocatori che hanno esperienza per portare a termine un percorso che Marin, con tutto che può essere un buon prospetto, ma non ce l'ha al momento. E Marin è l'ultimo difensore che tu hai a disposizione. Se si fa male pure Marin o se fa male Rachmani, ci metti ma Contini in mezzo gamba a scuffè. No, ma assolutamente. Quindi noi stiamo giocando con Oliveira centrale. E sono, nonostante il 3-5-2, perché comunque più o meno vabbè sì, ma è un 4-4-2 mobile. È un 4-4-2. Non mi faccia impazzire come modulo, però è al momento il modulo probabilmente migliore da utilizzare proprio per questo motivo qua, per cercare di utilizzare, per esempio anche Spinazzola, no? Contro il Lecce mi ha fatto incazzare in determinati momenti, però è un giocatore di esperienza, è un giocatore che in determinati momenti chiave, cioè per esempio c'è stato un lancio lungo in cui lui stava, non mi ricordo contro chi, ha quell'esperienza per sbilanciare leggermente l'attaccante, non fargli prendere la palla, e cioè, sono dettagli, ragazzi, dettagli che devono essere curati tutti quanti. Ma la vittoria di un campionato o di un trofeo qualsiasi la fanno i dettagli. Assolutamente, quindi è giusto. E tra l'altro Oliveira, insomma, nella difesa a 3 comunque da centrale è andato a scuola da uno dei migliori, da Bielsa, quindi sostanzialmente penso ci possiamo pure abbastanza fidare. Poi Oliveira è tosto, No, Oliveira, anzi, forse tra tutti è il migliore dell'annata del Napoli a livello di rendimento, di switch dall'anno scorso a quest'anno. Sì, uno dei migliori. Si parla anche molto poco di Rachmani, molto ingiustamente. Rachmani è il comandante calmo, tranquillo. Una costanza, negli ultimi 3 anni che è una costanza spaventosa, perché l'anno scorso
lui comunque continuava a giocare bene, e il problema è che tutto il resto della squadra... No, devi dire pure che Rachmani veniva, diciamo, descritto come il difensore a cui serviva un altro difensore forte vicino per funzionare. No, perché realtà... all'epoca c'era Koulibaly, poi c'è stato Kim, poi c'è stato Buongiorno. Invece Rachmani funziona anche da solo. Perché? Perché Rachmani è il difensore che ti permette di avere a fianco a lui uno stopper. Sì. E questo è il motivo. È il difensore che tu c'hai là, che fa il suo con una costanza pazzesca, che comunque è forte. Lettura di interventi e anche impostazione del gioco non di poco conto di Rachmani. Esatto. E hai la possibilità di avere a fianco un Koulibaly che attacca, che prova ad anticipare, un Buongiorno che prova ad anticipare, un Kim che prova ad... Lessi dei dati dovrebbe essere il giocatore di movimento con più tocchi palla in tutto l'arco del campionato. No, ma ripeto, si parla veramente troppo poco anche di Rachmani, che meriterebbe invece altre tipologie di elogi. Comunque, partita alla fine di nervi che abbiamo vinto, abbiamo portato a casa, poi l'Inter ha fatto il suo, mi sarebbe sembrato strano il contrario. Assolutamente. Anzi, secondo me ha vinto anche proprio di misura. Ha fatto massimo sforzo, minimo sforzo, massima resa. Massima resa, tra l'altro con quasi tutte le seconde linee praticamente in campo. Assolutamente, tutte le seconde linee in campo, perché si dovrà giocare il ritorno tra poco. Ma non avevo dubbi, cioè col Verona, ma a prescindere, Ma io parlavo con Peppe, mio cognato, che forse ci sta pure ascoltando, giustamente, no, pure lui diceva, lui è interista, diceva, ma quale pazzo non punta tutto ad arrivare in finale di ad oggi? Sarebbe stato un pazzo. L'avevamo detto con i pronostici, no? Cioè, tu hai fatto 3-3 a Barcellona, settimana dopo, fra 6 giorni te la giochi a Milano. Ci devi provare, tutto. No, ma devi puntare tutto. Perché è alla portata. Almeno la finale è alla portata. La finale alla portata ci devi provare, poi per carità, magari viene il Barcellona in caso tu e fa una prestazione spaventosa, però ci devi provare. Ci devi provare e ci devi arrivare con tutti gli effettivi nella migliore forma possibile. Quindi ha fatto riposare Barella, ha fatto riposare Thuram, Lautaro che si era fatto male, forse riesce a recuperare, ha fatto riposare per quasi tutta la partita Di Marco, tutti quelli di cui che avevano necessità anche di tirare il fiato, perché onestamente... Ma anche perché fanno partite, no? L'Inter finisce il campionato, ha anche il mondiale per club, quindi vuol dire che là è un tour de force, cioè finisce il campionato, i giocatori nazionali vanno in nazionale, tornano e vanno a giocare il mondiale per club, cioè questi campi si fermano mai, quindi comunque devono rifiatare in un certo senso anche loro. Il calendario sta diventando un calendario folle, posso dirla così. Io sono pro alle 18 squadre. Ma guarda, potrebbe essere un deterrente, almeno hai meno 2 partite. Per me la questione delle 4. Per me 4 partite in meno. Però per me la questione di 18 squadre è relativa, Andrea, nel senso che il problema è se continuano a mettere competizioni, tu puoi fare quello che vuoi, cioè però la competizione mondiale per club è stata allargata in maniera spropositata. Ma anche, anche come è fatta la Champions, in questo caso la Champions hai 2 partite in più rispetto ai gironi, quindi già i buchi per il calendario sono pochi, metti altre 2 partite dall'anno scorso adesso e a venire, già si streaming, cioè non ci sta spazio per rifiatare. Assolutamente, ma poi mettici le nazionali, le soste per le nazionali, le competizioni. Quello io lo toglierei da me. Le competizioni ma sì, ma perché? Ma è sempre perché stanno incastrando qualsiasi cosa. Perché, per esempio, al posto del mondiale per club, farlo così grande e farlo, diciamo, a luglio e tutto, metti tutte le partite nazionali, diciamo, a fine campionato. Così i giocatori si fanno tutto campionato. Poi se ne vanno in nazionale, che in realtà è pure meglio, no? Perché si fanno un mese in nazionale in modo che la squadra le nazionali possono girare anche quello meglio. Potrebbe essere una buona idea. E si possono offrire anche degli spettacoli migliori. Ma è come se tu facessi da giugno a luglio o hai il mondiale, o hai l'europeo, o hai le nazionali, o le qualificazioni. Comunque hai un mese dedicato solo alla nazionale. Ecco qua. In modo tale, la butto là, i selezionatori delle nazionali vanno a valutare il percorso di un giocatore dell'intero anno. Ma quello, diciamo, i club non si lamentano se capita qualche infortunio, giustamente, perché vi sembra normale che si parte, uno magari acquista un club, acquista un giocatore 150, cioè 100 milioni euro, no? Va in nazionale, si rompe il crociato e adesso perché può capitare, è successo questo con Milik. Con Milik successe questo. Ashwed a Milik che fatte i cristalli. Però succede. Cioè noi all'epoca mi ricordo investimmo 30-40 milioni su Milik andò in Polonia, andò a giocare con la Polonia,
se facete male, tu non hai rottura del crociato. Ma perché? Se mica sono con Milik, ok, quando il voto lo Zan aiuta in lo Zan, tutti quanti. Osimhen la stessa cosa. Va bene, però comunque... però sì, ce ne stanno. È capitato parecchie volte, quindi questa cosa, ripeto, il calendario, secondo me la questione delle 18 squadre, perciò dicevo delle 18 squadre nella Serie A, è relativa, perché tu puoi mettere neanche 16, ma se continuano a aumentare le competizioni, le partite sono sempre 18 squadre è un deterrente sia per il calendario che può essere troppo fitto, sia per un discorso di livellare, proprio di avere un livello e un equilibrio maggiore della Serie A, perché se tu vai a vedere la Serie A, il Monza a 15 punti, che è retrocessa, con 2 sole vittorie, se non sbaglio. Posso essere d'accordo, però se in realtà tu te lo sto andando a prendere, se tu vai a prendere il calendario, cioè se vai a prendere la Bundesliga... Che ma la Bundes è diversa, cioè non è la Bundes tolte 3-4 squadre, non è il livello della Serie A. Sono d'accordo in parte, però è per dire che comunque non è che livelli il campionato chissà quanto, secondo me semplicemente hai un paio di squadre in meno e accorci il calendario. No, io parlo di accorciare il calendario. Però è solo quello, poi alla fine il livello delle squadre quelli sono, anzi secondo me, considerando che il livello in Italia è più alto della Bundesliga, nel senso ci sono più squadre forti, diminuendo le squadre a partecipare in Serie A, riduci il numero delle squadre che possono sognare la Serie A, capito? Non so se mi sono spiegato. È un po' brutto per le piccole dire questa cosa. No, perché tu hai sempre 3 che scendono. Sì, sono d'accordo, però hai meno posti. Cioè, tu ci sarà un anno in cui qualcuno non potrà salire. E perché 18 ci deve arrivare a 18. Un anno, come è capitato quando c'è stato il passaggio da 18 a 20, dove un anno ci sono state più promozioni, si equilibra la cosa e ci sarà meno promozioni. Ma non lo so, diciamo, io su questa cosa sono molto scettico, perché secondo me il problema non sta nel numero di squadre del campionato. È un deterrente, non è la soluzione. Assolutamente no. Assolutamente non è la soluzione. La soluzione non so nemmeno quale possa essere, semplicemente io ripeto che secondo me stanno fuori di testa a mettere tutte queste competizioni in cui i giocatori devono giocare, e non solo i giocatori devono giocare, ma le squadre devono avere veramente una rosa di una trentina di giocatori. Uno non ci pensa, cioè, perché cazzo può permettere? Cioè. No, ma ci fosse solamente fai solo trasferte italiane, perfetto, ma tu fai trasferte internazionali. Hai giocatori del Sud America che devono prendere i voli intercontinentali per arrivare in nazionale, andare a giocare là le partite, poi tu fare anche un altro volo intercontinentale per ritornare di qua. Chi sa Cirna? Tutto bene, non sono automi. No, ma sono bionici. Ripeto, sono assolutamente d'accordo. Poi ci lamentiamo degli infortuni e quant'altro. Questo per tornare a dire che chiaramente l'Inter ha fatto benissimo a fare il turnover, alla fine comunque ha vinto contro il Verona, quindi rimane a 3 punti da noi. Il campionato continua ad essere totalmente aperto, inutile dire stronzate, non come ha fatto quella favolosa Gazzetta dello Sport. Il Napoli è tuo! Cioè, mamma mia, veramente, guarda, poi dice uno li odia, tra virgolette, ma è un giornale del cazzo, perché vengono fatti questi titoli veramente per rompere i coglioni. No, vengono fatti questi titoli per acchiappare i like e per far parlare di sé. Sì, vabbè, ma è tutto a posto, però comunque sono fatti anche per altri motivi. Perché vedi, mo ne stiamo parlando. Sì. Io invece non ne parlerei, non gli darei importanza, perché per me è un titolo di merda, non ha senso. Senza senso. A 3 partite con 9 punti che possono essere dati a chiunque, con 3 partite che devono essere giocate, Napoli è tuo. Ma chi hai? Però è pur vero che calendario alla mano, la partita più difficile ad oggi è quella col Parma, calendario alla mano. Calendario alla mano, sì, diciamo che il destino è totalmente nelle mani del Napoli. Inutile dire diversamente, ma è così, perché siamo davanti. Obiettivamente le vinci tutti, il campionato l'hai vinto. Questo è il discorso. Chiaramente non è così facile come può sembrare, perché è vero che parlando delle prossime 3, ok, l'Inter ha sulla carta degli impegni più tosti rispetto al Napoli, perché la prossima giornata l'Inter va a Torino col Torino, anche che è già salvo. È già salvo, però è tranquillo, sta giocando in maniera un po' blanda, infatti comunque Vanoli si è un po' incazzato per questa cosa. Il Torino comunque qualche giornata che non vince, quindi diciamo che fossi un tifoso del Torino non mi dispiacerebbe se non non perdo in casa, quantomeno. Come ti dicevo anche l'altra volta, tu pensa al fatto di stare nella parte sinistra della classifica. Il Torino adesso è passato alla parte destra, ma quindi una sorta di orgoglio, scatto.
Stessa cosa per il Genoa. Forza d'oro, fate questo risultato. Però stessa cosa per il Genoa, perché il Genoa pure è salvo, però il Genoa comunque se la gioca la partita, come è giusto che sia. Ma è giusto così, è giusto così. Io credo che le partite, cioè la giornata importante e un crocevia importante sarà la 37esima. Parma-Napoli, Inter-Lazio si può decidere. Possiamo pure arrivare all'ultima ancora più 3, però là puoi giocarti il bonus, perché noi possiamo giocarci il bonus del pareggio. Però quella fondamentale sarà con Parma, che ad oggi potrebbe ancora giocarsi la salvezza, perché la prossima c'è Parma-Empoli e poi Parma gioca contro di noi, mentre la Lazio la prossima ha la Juventus in corsa, dice, per la Champions, e poi la prossima, la 37, gioca contro l'Inter. Sì, ma ormai sono praticamente tutti scontri diretti per la corsa alla Champions, quindi in realtà è un campionato che continua a restare totalmente aperto su tutto. Per quanto riguarda la corsa alla Champions, la Roma sì ce la può fare. La Roma, passando alla corsa Champions, giusto una piccola parentesi, il calendario in realtà di tutti è difficile, perché ad esempio la prossima giornata c'è Milan-Bologna. La Juventus è quello più facile. Esatto, però c'è Milan-Bologna, quindi il Bologna ha l'ennesima partita stradura. Sì. È dura comunque. Vai a Milano o il Milan, in ogni caso, anche se il Milan sta in un'annata felice. Anche se Milan-Bologna viene prima della finale di Coppa Italia, sempre Milan-Bologna. Esattamente. Sì. Quindi il Milan può pensare alla finale. Insomma, Lazio-Juventus, che è la partita più... E questa è da out-out. Questo è un out-out quasi, come un out-out che c'ha solo la Roma, perché c'è Atalanta-Roma. E Atalanta-Roma, se la Roma vince contro l'Atalanta va a 66 e l'Atalanta sta a 68. Perciò dico, l'Atalanta non penso che voglia perdere la partita. Metti caso vince la Juventus o metti caso vince la Lazio, metti caso vince il Bologna contro il Milan e metti caso vince la Roma contro l'Atalanta si trova un'altra volta risucchiata per il terzo posto. L'Atalanta arriva terza tranquillamente. Per il calendario, perché per il calendario è più facile, anche se all'ultimo, se non sbaglio, la penultima, forse la Fiorentina. No, c'è Genoa-Atalanta e poi Roma-Milan, porca troia. E la Roma poi sì, perché la Roma c'è Torino-Roma alla fine e l'ultima giornata ci sarà Atalanta-Parma. Quindi poi dipenderà anche dal Parma. Allora, ad oggi io spero nella Roma, ma perché mi piace il fatto di pensare che Ranieri possa aver fatto un miracolo. Quello è un miracolo. Quello è un miracolo. Mamma mia. Assolutamente sì. Però come calendario la Juventus ha un calendario più semplice. Tolta la Lazio, ok, che è comunque uno scontro diretto, che chi vince potrebbe fare un balzo in avanti per il quarto posto, ma poi è non mi ricordo chi ma sono due partite facilissime, cioè sulla carta sono facili. No, assolutamente sì, quindi ripeto, secondo me la Roma ce la può fare, però il calendario è molto tosto. La prossima ti dà tanto. Guarda, alla fine io spero uno tra Bologna e Roma, che sono le società che mi sono un po' più simpatiche. Ho paura che la Juve, tra virgolette la Juve alla fine. La Juve sì, che non lo meriterebbe onestamente. No, assolutamente no, per tutta la stagione per meritocrazia ti dico Roma e Bologna, esatto. Una delle due, perché anche Italiano ha fatto una stagione spaventosa al Bologna. Assolutamente. Quindi assolutamente. Va bene. Per la corsa salvezza, là secondo me stiamo... Allora, guarda, riprendendo la classifica in mano per la corsa salvezza, penso che... l'Empoli si fa la cartella. La prossima è importante, stiamo sempre là. Allora, Empoli-Parma la prossima. Secondo me ormai è un posto per 3. Perché il Verona... un posto per 3 da salvarsi. Da salvarsi, perché... No, è Lecce. Venezia ed Empoli. Sono queste 3 che se la giocano. Però ti cambia, perché secondo me Verona e Parma se dovesse l'Empoli, quando sta il Parma? 32? Sì. No, vabbè. No, seppure dovesse vincere... questo era il motivo per cui io dicevo che se il Parma vinceva col Como si era praticamente salvato. Cosa che ma anche un pareggio. Anche un pareggio sarebbe andato bene. Però già la prossima, per esempio, l'Empoli ha l'ultima spiaggia contro il Parma, tra l'altro, che è ancora una diretta concorrente. C'è Verona-Lecce, che comunque è tosta, stessa cosa, ma qua stiamo parlando che se il Parma vince, il Verona vince, sono salvi. Sì.
e poi ci sta Venezia-Fiorentina, che il Venezia è quella che è la partita più dura probabilmente. Sì. E poi alla fine, l'ultima giornata, c'è Cagliari-Venezia. Questa è la terza, no, questa è la penultima. La penultima, scusa, no. Cazzo, la prossima è la 36. Hai ragione. C'è Cagliari-Venezia, un attimo un flash. Parma-Napoli, chiaramente Monza-Empoli. L'Empoli, questa è la partita più facile probabilmente avrà. E Lecce-Torino. È dura la lotta salvezza, perché alla fine, l'ultima giornata, il Lecce c'ha l'Olimpico con la Lazio, che probabilmente si potrebbe stare giocando ancora la Champions o l'Europa. Sto vedendo. Empoli-Verona. Secondo me il Lecce è quella che rischia proprio. Il Lecce rischia di più. E il Venezia c'ha la Juve all'ultimo. Dipende perché se l'Empoli vince contro il Parma e il Venezia detto contro il Lecce contro il Verona, e se il Lecce vince contro il Verona si riaprono i giochi un'altra volta. Sì, diciamo, bisognerà. Secondo me la prossima giornata sarà comunque una giornata che avrà. Però ad oggi ti dico che l'Empoli. Secondo me Empoli. Allora, cioè l'unica che si può salvare è il Venezia. Secondo me l'Empoli scende perché continua la sua discesa proprio molto strano. No, ha fatto una discesa a livello di prestazioni veramente brutta, nonostante io ti dico, ieri ho visto un poco di Empoli. Ma non è mentale, vince? Sì, no, in realtà volevo parlare di un'altra cosa, perché ho visto un po' la partita dell'Empoli e ho visto un po' Marianucci, perché chiaramente era. E il liscio di Marianucci, se non sbaglio, è stato lui che ha fatto il liscio sul gol di Diana? Non mi ricordo, no, è stato Marianucci. Ha provato a prendere la palla di testa, penso era Ismaili. Era Ismaili perché Marianucci stava giocando a centrocampo. L'ha fatto giocare a centrocampo perché l'Empoli ha un sacco di assenze, soprattutto a centrocampo, e Marianucci era messo tipo mediano, che ti devo dire la verità non se le cava male. Marianucci è un buon prospetto, bisogna vedere se arriva a Napoli per fare il quarto o se arriva a Napoli per poi già essere girato in prestito. Secondo me dipende da tante cose, perché in Italia sappiamo ci sono, come in realtà ormai in tutti i campionati, ci sono i problemi di liste. Sotto l'ala protettiva appunto, io secondo me in Napoli lo terrà come quarto. Sì, lo terrà come quarto sicuramente. Ma perché toglie probabilmente Rafa Marin che vorrà andare a giocare e si terrà probabilmente Marianucci che, ripeto, secondo me, nonostante Rafa Marin secondo me potrebbe crescere tanto, è comunque una scelta corretta perché Marianucci è anche italiano. Dipende quello che vuole fare sulla sinistra, perché onestamente tenere Buongiorno e Rachmani perfetto, ma come sostituti Juan Jesus e Marianucci, cioè io punterei su un terzo un po' più di esperienza, un po' più forte di Juan Jesus, anche un po' più giovane. E poi mi terrei Marianucci a cui si fa la chioccia. Secondo me dipende sempre a chi c'è sulla piazza, a chi puoi prendere e chi c'è sulla panchina. Chiaramente, quindi bisognerà secondo me vedere tante cose. Secondo me, come parlavo sempre con Peppe ieri sera, la questione di Conte sulla panchina del Napoli è sempre è più semplice di quello che sembra, nel senso che sarà molto semplice. Finirà il campionato, si parlerà con De Laurentiis, se lui avrà le necessarie garanzie resta, se no se ne va, semplice. Secondo me le garanzie le potrebbe avere, secondo me, però poi vedremo il nostro presidente che capo avrà. Shudakov se ne va, non lo so chi viene, chi non viene, sicuramente chissà, probabilmente partirà. Ormai hai letto di quella cosa di 25 milioni di clausola? Lo so, però allora se se ne vanno entrambi la cosa mi dispiacerà parecchio. Se se ne vanno entrambi vuol dire che verranno presi anche determinati giocatori, soprattutto se resta Conte. È pur vero, Andrea, che con entrambi io penso sia arrivato quasi all'ultimo anno per monetizzare qualcosa di importante. Sì, e questa cosa è arrivato anche all'ultimo anno di ciclo. Tra l'altro, capito? Quello che dico bisogna. Allora, va bene essere sentimentali perché io sono il primo ad esserlo. Però società come il Napoli non si possono permettere di esserlo, e si è visto perché quando è successo, ed è successo anche nella storia recente con lo stesso Osimhen, ci tengo a ricordarlo, si sono poi creati dei problemi. Allora, dato che il Napoli non può gestire questa tipologia di problemi a livello economico soprattutto, è meglio non essere sentimentali, è meglio che, ok, senti, vuoi andare a fare l'esperienza, io ci posso guadagnare, ok, ciao, è stato un piacere, siamo voluti bene. Però, dicevo anche in qualche video precedente, dicevo, io anche lo venderei adesso, perfetto, però vendere tutti e due, cioè io mi terrei
Lobotka per un altro anno, poi bisogna vedere ovviamente il mercato, quello che ti dà e quello che ti offre, perché come il discorso che facevi vedere, se mi giova vendere Lobotka, io lo vendo adesso, invece di aspettare un altro anno. Però già ti vendi 2 perni a centrocampo. Il discorso che però faccio, un altro discorso che faccio io, è, al di là del fatto che io so di avere al momento in panchina il perfetto sostituto di Lobotka, perché secondo me, per me, e non solo di Lobotka, per me è fortissimo Gilmour ed è giovanissimo, c'ha quasi 10 anni in meno a Lobotka, se non sono 10 sono 7 anni, perché mi pare che ha 22-23 anni. Cioè, stiamo parlando di un giocatore giovanissimo e forte già adesso. Quindi partiamo da questo presupposto. E la seconda cosa che ci tengo a dire su queste situazioni qua è il fatto che io sono sempre convinto che se un giocatore ha deciso di voler andare via, bisogna venderlo, perché tenere i giocatori contro voglia, vedi Kvaratskhelia, che comunque un pochino il suo l'ha fatto, ma comunque si vedeva che giocava allora, lui secondo me a un certo punto giocava il freno a mano tirato, perché aveva già deciso anche di andarsene a gennaio e non si voleva fare nemmeno male. Quindi, allora, onestamente, preferisco che il giocatore dice ok, me ne voglio andare, la società lo vende per quanto possa fare male, assolutamente, per quanto possa fare male emotivamente parlando, però sono tutti contenti perché il giocatore se ne va, la società guadagna, non ci sono macelli, e io preferirei anche proprio questa cosa con Napoli è quasi impossibile che determinate cose succedessero in maniera anche un po' più rapida rispetto ad altre situazioni dove si perde tantissimo tempo. Ti dico, faccio un parallelismo, ti ricordi il primo anno di Spalletti dove c'erano i vecchi giocatori che poi vennero venduti perché ci fu una mezza rivoluzione, se non 3/4 di rivoluzione. No, mezza che poi è stata completata l'anno dopo. Prima della no, io parlo prima cioè l'anno dopo, l'anno prima dello scudetto. Sì, l'anno dello scudetto. L'anno dello scudetto, okay, sostanzialmente. Poi ci fu la rivoluzione. Il Napoli quest'anno ha fatto la stessa cosa, nel senso che diciamo che lo scudetto ipotetico che potrebbe arrivare è una, tra virgolette, incidente di percorso, perché nei progetti del Napoli c'era di fare questo anno per valorizzare, tornare in Champions, fare rivoluzione, dare una squadra al Conte e poi andare e poi cercare di lottare. E poi il pezzo di merda di Conte l'ha anticipato. Però il percorso del Napoli è quello, cioè il fatto di fare rivoluzione quest'anno ci sarà la rivoluzione. Non ho mai creduto al fatto che Conte non ci provasse a meno, ok? Non pensavo riuscisse ad arrivare a lottare fino alla fine, ma non credevo che non ci provasse, perché poi con una sola competizione ci puoi provare. Però questo sì, e perciò ti dico, secondo me è giusto che ormai si ragioni in un determinato modo, anche perché non si ha la forza economica di sostenere determinate cose come sostengono altri club, ma se poi vogliamo dirla tutta, i club che danno degli stipendi enormi ai giocatori sono quelli che poi in realtà non fanno mai determinati acquisti. Cioè, per esempio, il Real Madrid che mi ha preso Alexander-Arnold per l'anno prossimo, l'ha preso a zero. Ma l'ha preso a zero, e poi cazzo al cazzo che poi loro hanno i soldi per dargli 10, 12, 15 milioni all'anno, ma in realtà non pagano il cartellino, quindi ripeto, a parte sono comunque tetti salariali a cui tu non puoi arrivare, e cifre di cartellino a cui tu non puoi arrivare. Ma assolutamente, noi bisogna sempre avere ben chiaro chi siamo e che cosa si può fare, cosa che il tifoso del Napoli negli ultimi 10 anni se l'è spesso dimenticato, perché pensa che della si sa quali soldi abbia. Ragazzi, non siamo il Barcellona, non siamo il Real Madrid, non abbiamo dei fondi dietro, quindi... ma assolutamente no. E la gestione deve essere fatta in questo modo, ed è giusto che a un certo punto determinati giocatori possono essere venduti, cosa che in realtà degli lavori si è dimostrato anche di non dover fare per forza. Infatti, stavo dicendo, la gestione fatta in questo modo ci ha permesso di avere un tesoretto l'anno scorso di 150 milioni da spendere senza l'introito della senza UEFA, quindi, esatto. Assolutamente. Va benissimo questa gestione qua. Ma assolutamente sì. Va bene ragazzi, penso che possiamo chiudere questo caffè del lunedì in un orario un po' strano, che probabilmente non ripeteremo. Il caffè del lunedì è un aperitivo del lunedì. Esattamente. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Calcio Espresso, penso verso fine settimana con probabilmente. Cerchiamo di portare un altro po' di contenuti perché ci stiamo un attimo rinsecchendo. Capitano. Tenim coffata, tenim la vita nostra purtroppo impegni lavorativi e non. Capita. Scusare. Lasciamo stare. E niente, forza Napoli sempre. Ci vediamo alla prossima puntata.